L'ultimo regalo di Loredana Tiron ha salvato una bimba, la 21enne di Asolo, con gli organi che le sono stati espiantati dopo essere stata travolta e uccisa da un pirata della strada a Cortina d'Ampezzo. Ma è grande anche la generosità dei colleghi e degli amici di Lolli, come la chiamavano tutti quelli che le volevano bene, e sono tanti, 2900 solo su Facebook, dove in queste ore sono centinaia i messaggi di cordoglio dedicati alla barista, che aveva ancora tutta una vita davanti e che invece è stata lasciata sull'asfalto da un maestro di sci di San Vito di Cadore, rintracciato dalla polizia nel cuore della notte e ora accusato di omicidio colposo. Era fantastica, bellissima, non solo fisicamente ma anche dentro. Cioè a 21 anni è difficile trovare una persona così. Si è sempre arrangiata, ha sempre lavorato, faceva di tutto, era fantastica. Ultimamente la ragazza lavorava alla pasticceria Lovata di Cortina, ma da ragazzina aveva cominciato al caffè centrale di Asolo, che adesso ha promosso una gara di solidarietà. La famiglia ha fatto capire che voleva portarla al suo paese in Romania e siccome non ha una grande disponibilità abbiamo anche messo una cassetta per raccogliere dei fondi per poterla aiutare. Indimenticabile il suo ricordo anche al caffè Manin di Casella, dove il dolore per la prematura scomparsa si mescola alla rabbia per i mancati soccorsi. Non si fa una cosa del genere, bisogna fermarsi, bisogna respirare un secondo, cercare di capire l'attimo e chiamare immediatamente per soccorrerla, cioè, non si può scappare in questa maniera. Queste persone che quando fanno incidenti che non aiutano per strada le persone che riprendono sotto, che scappano, che prendono anche paura, però qualcosa dovrebbero fare. Invece così non è stato e Lolli non c'è più. Non è giusto, non è giusto.